Mogliano Veneto, in fiamme. Una bomba, siamo scappati subito. Alla botta ho sentito, una bomba. Forti tutti i vetri nel terrazzo che sono scappata via con la porta aperta. Sono distrutta, sono. Tanto fumo. Un'esplosione, una bomba, di questo parlano i residenti di via Roma Mogliano, ancora sotto shock per quanto accaduto in tarda mattinata. Prima uno scoppio, poi le fiamme e il fuoco. Sono da poco passate le 13:30 quando si scatena il panico. Il boato viene avvertito anche negli stabili vicini, come racconta questa signora. Fiamme, tutto, perché mi sono tremati i vetri dell'attico dove vivo qui vicino. Il fumo ben visibile a diversi metri di distanza in pochi minuti avvolge l'abitazione, una mansarda al quinto piano di questa palazzina che si trova sopra l'ufficio postale. In questo video amatoriale si vedono chiaramente le fiamme che fuoriescono da una finestra. Immediato l'allarme, in pochi minuti sul posto giungono i vigili del fuoco da Treviso e Mestre con 6 automezzi e 18 uomini. All'interno dell'appartamento ci sono i due proprietari, si tratta di marito e moglie, entrambi novantenni, che cercano di mettersi in salvo rifugiandosi sul terrazzo. È qui che vengono ritrovati dai pompieri che portano in salvo la coppia utilizzando l'autoscala. Soccorsi dai sanitari del SUEM, i due anziani vengono trasportati in ospedale. Entrambi hanno problemi di respirazione per aver inalato fumo. La signora riporta anche una lieve ustione al braccio. Marito e moglie non sarebbero però fortunatamente in pericolo di vita. I vigili del fuoco riescono a circoscrivere le fiamme, evitando l'estensione del rogo all'intero stabile, che viene evacuato. In strada i condomini non nascondono la paura. Tanta paura, ringraziando il cielo, gli inquilini stanno tutti bene. Ho mandato sui vigili perché dentro io c'ho un cane e un gatto, stanno bene tutti e due. L'esplosione ha fatto volare in strada alcuni frammenti, uno di questi ha colpito al polso il famoso chitarrista Gianni Ballarine che in quel momento stava camminando sul marciapiede. Trasportato in via precauzionale per un controllo al pronto soccorso anche un vigile del fuoco. È rimasto coinvolto anche un nostro collega, ma per un colpo di calore, è stato ricoverato anche lui per un colpo di calore, quindi sembra nulla di grave. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco e dai carabinieri, l'incendio potrebbe essere stato causato da un fornello da campo con il quale i due anziani stavano forse cucinando sul terrazzo. Sarebbero stati proprio i frammenti della bombola e di una pentola ad essere finiti in strada e ad aver ferito lievemente Ballarina.